Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto vi giunge dalla Stella Azzurra, dove per la terza giornata di campionato si affrontano la Venere in bikini e il Checco dello Scapicollo. Subito la formazione maglia verde in avanti con Princicali, attenzione dalla destra, Princicali va alla conclusione! Calcio di punizione per la Venere in bikini, va Princicali col mancino in porta, salvato sulla linea. Ancora la formazione in maglia verde, Princicali, anello accanto a sé, Princicali prova la conclusione in porta e c'è il vantaggio della Venere in bikini con la sassata di Princicali che fulmina un Molon apparentemente non perfetto, passa per prima la Venere. Prova a rispondere il Checco dello Scapicollo con Capolei, il dribbling su anello, attenzione Capolei scambia con Maramao, Capolei al volo, ma che gol ha fatto Capolei, pareggia subito il Checco dello Scapicollo con un gol fantastico di Capolei. Ancora Venere in bikini, attenzione a Rolfo, tocca per un compagno, il tocco di prima per Borges, attenzione salta un avversario, vince un rimpallo Borges solo col mancino, alto. Attenzione al Checco dello Scapicollo con Maramao, Maramao rientra sul mancino, il tocco di un compagno troppo lungo, arriva Stufa, il tiro deviato, diventa un assist per Bogdanov che di tacco porta in vantaggio il Checco. Una conclusione fuori dallo specchio della porta del numero 5, diventa un assist però per Bogdanov. Attenzione ancora alla Venere in bikini con Princicali, scatenato, Princicali va sul fondo, la mette in mezzo, attenzione Anello è solo, palla sul destro, Molon para. Ancora Venere in bikini con Eusebi, allarga sulla sinistra per Natalucci, attenzione Natalucci pensa addirittura alla conclusione ed è un altro Eurogol, quello di Natalucci che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali della porta difesa da Molon, una bomba intelligente. Attacca il Checco sulla destra, attenzione c'è dal fondo il pallone che viene messo in mezzo per Maramao. 3-2 Checco dello Scapicollo, il primo ed unico squillo per ora della gara di Maramao, abile a farsi trovare libero al limite dell'area e a depositare il re del gol del 3-2. Prova ancora la Venere in bikini con Princicali, attacco da 3 avversari, se ne va Princicali, riesce a toccare per Anello, attenzione solo Anello, esce Molon e poi arriva Eusebi, 3-3 il pareggio della Venere in bikini con Eusebi che a porta vuota smarcato da Anello, riesce a depositare il rete della palla del pareggio. Ancora Venere in bikini sull'onda dell'entusiasmo, il tocco ancora per Eusebi, il mancino di Eusebi, palo! Pallone girato lungo per Bogdanov, pare in qualche modo ancora Bogdanov, pare e poi c'è il gol del 4-3, è Solinas che va a depositare in rete un gol che potrebbe essere decisivo. Prova la Venere in bikini, ultimi assalti della formazione in maglia verde, termina a terra un calciatore, non c'è fallo, si continua a giocare ma arriva ora il triplice fischio del direttore di gara, finisce così in una gara al cardiopalma nella quale il Checco dello Scapicollo si impone per 4-3 sulla Venere in bikini.